Ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo video. Siamo sull'altopiano dei Sette Comuni, siamo nella parte più ovest. Oggi vi portiamo a fare un'escursione ad Anello attorno al Monte Verena. Come al solito faremo anche un pranzetto in mezzo alla neve. Benvenuti sul Monte Verena, benvenuti sull'altopiano dei Sette Comuni, benvenuti in Veneto. Buona visione! Qua sì che è stupendo, adesso che c'è il sole. Ciao! Siamo arrivati qui sulla pista da sci e stupendo. Stupendo. Faccio l'acqua. Occhio. Cosa ti sembra la giornata? La giornata bella, era partita con brutto tempo e con un dislivello tranquillo, invece poi si è subito rivelato un dislivello molto strong e adesso ci riposiamo quei 5 minuti per riprendere fiato e poi su al Verena dove c'è la birra Zimbra. Il Verena, vedo là. Abbiamo una vista sul Monte Grappa, stupendo. Arriviamo in un punto panoramico, guardate che spettacolo. Cioè, che spettacolo. Ecco, allora là in fondo c'è il Grappa, questa è Portule e là dove siamo andati nelle settimane scorse l'Arici. E dietro si vede la Verai. Dove qual è? La punta è là dritta? E anche quella cresta lì. Tutta quella cresta, Sì, tutta quella cresta. tutta quella cresta lì è il Lago Rai. Spettacolo. Guardate che roba. Modalità esplorazione. Siamo nel Forte Verena. Guardate che panorama, siamo arrivati sulla cima del Verena, questa volta ci siamo riusciti, un paesaggio mozzafiato.
Stiamo provando a cercare un posticino tranquillo dove mangiare e scegliamo dei fuoripista intelligenti. Sì, ma andiamo avanti Jenny, che lei sa sempre trovare le strade migliori. Andiamo a ravanare. Cheat. Allora Jenny è appena sprofondata fino a linguine. Ah. Ecco. Già. Adesso arrivo. Ce l'ho fatta. Ecco, quando fate questi fuoripista bisogna essere sempre minimo in 2 persone, perché se uno sprofonda fino a linguine dopo non è più in grado di uscire, almeno c'è l'altra persona che lo aiuta. Bello. Continua il nostro giro ad anello qui sul Verena. Adesso stiamo facendo una treccia di sentiero che è parallelo alla pista da sci. E vediamo che è molto calpestato, quindi fattibile. E siamo sempre alla ricerca di un posto dove appollaiarci e mangiare. Per fortuna c'è Max che dà consigli di vita. Siamo riusciti a fare una panchinetta. Tutto bene. Seghetto de Wish a €1. 1,98 €. Cavolo, cioè, la svolta. €1,98. Adesso? Ah? Siamo riusciti a fare qualcosa? Perfetto. Bene. Paprika, peperoni, lievito, piante aromatiche. Stop. Ok. Cosa c'era un sacchettino per l'umidità? No, era per assorbire l'ossigeno, è scritto assorbire. Vabbè, ma siamo capiti. Ma sarà che... Provo. Il menù di oggi prevede degli gnocchi con il ripieno di funghi porcini. Avevo già fatto sto pezzo qua mostrando cosa dovevamo mangiare, ma la macchina fotografica era spenta. Ho parlato mezz'ora al bosco. E il bosco a volte ti risponde e mi ha detto una parolaccia. Vai Mona! Senti, hai sentito il bosco? Vai Mona! Sentilo ancora, ecco. È un bosco veneto. Sì, Adesso aggiungiamo l'olio. Facciamo un paio di goccine. Spettacolo. Aspettiamo anche un po' di coperchio. Allora, cibi improbabili. Cosa abbiamo qua? Carne essiccata, beef jerky, hot and spicy. Certo. Io sempre... Sempre? Desiderati? Buoni. Non è male. Al Lidl. Io lo faccio più spesso al Lidl. Sì. Allora, Max sta facendo i canederli che pendono come gli attori di Pisa. Sì, ma questa volta ho il No. poggino, così sono sicuro che non cadono. A rischio. Noi intanto stiamo facendo un po' di aperitivo con del pretzel, dell'asiago, del jerk e non so cos'è questo. Affettato di manzo. Affettato di manzo. E te. Del tè caldo.
ma anche della grappa. Ecco, perché il tè con la grappa è buono? Il mitico tè con la grappa. Oh no, tè corretto. Appena spento, sono pronti. Spettacolo. E adesso li scogliamo. Ok. E per scogliarli bisogna andare fino al ginocchio sotto. Vediamo se do treno i doni alla natura. La grappa mi ha fatto la tosse. È spettorante. Perfetti. Guarda qua. Dai, vieni qua che in mantico. Mantec. Grana please. Una nevicata di grana. Generoso. Qua intanto Max ha pronti i canederli su brodino. Non mangi, non bevi brodino? Il brodino dopo lo bevo. Ah, ecco. Io non mangio canale. Hop. Servissi una dose. Spettacolo e buon appetito. Ma va che bello, ti cammini sulla nave e neanche a sporcare le scarpe, top, ti porti a casa e fa pena tirare fuori dal negozio. Se ti trovi mini velcrini anche in Antigua, ma se ti trova una settimana dopo perché era dentro la custodia. Mi sa che forse i roncami forse. Basta così? Non mai usai perché. Sì. Poi la picchietta. Porca miseria. Poi le unge. In arrivo il caffè. E buon caffè. Allora siamo quasi tornati alla macchina, stiamo concludendo il nostro giro ad anello di oggi sul Monte Verena. Abbiamo parcheggiato giù dove c'è il rifugio Verenetta e adesso che siamo a febbraio 2021 costa 10 euro il parcheggio. Vi salutiamo, qui c'è Jenny e c'è Max che ci ha fatto compagnia oggi. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima escursione. Ciao!